verrai, Signore Gesù, e lo sarai un sole per noi. Io canto, da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi, e senza tramonto la festa sarà, che finalmente staremo con te. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai, gioite con me. Noi regno verrà, nel breve passaggio viviamo di te. Memoria di Santa Lucia, Vergine e Martire. Padre dello Spirito Santo. Il Dio della ci riempi di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito, sia con tutti voi. Celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato e alla vita. Riconosciamoci bisognosi della misericordia. Che vieni a visitare il tuo vieni a salvare chi è perduto esso. Dio Onnipotente, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, Signore, per l'intercessione gloriosa della Santa Vergine, perché noi che festeggiamo qui in terra la sua nascita al cielo, possiamo contemplare coi nostri occhi la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro a chi potreste paragonarmi, quasi che io gli sia pari, dice il Santo. I vostri occhi e guardate, chi ha creato tali cose, e li fa uscire in numero preciso il loro esercito, e le chiede per la sua onnipotenza e il vigore, perché dici Giacobbe e tu Israele, la mia vita è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio. Non lo sai forse, non l'hai udito? Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. Né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco
e moltiplica il vigore dello spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono. Il Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà. Benedici il Signore, anima mia. Meraviglioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande non ci i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Benedici il Signore, anima mia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco viene il Signore a salvare loro che sono preparati all'incontro. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Origine Santa Lucia è una delle sante più conosciute. Nel cuore dell'Avvento durante la sua breve vita, Lucia fu completamente unita e devota a Dio. Condannata a morte dall'imperatore Diocleziano in quanto cristiana convinta e non disposta a rinunciare alla propria fede. Protettrice degli occhi, della vista, dei ciechi e degli oculisti. Vissuta buona e pura per 25 anni, cristiana fedele e perfetta. A 5 anni rimane orfana di padre, la madre gravemente malata. Nel mezzo delle persecuzioni ai cristiani, madre e figlia di Sant'Agata per chiedere per sua intercessione a Dio la grazia della guarigione per la madre. Ecco le parole di Sant'Agata che in visione appare a Sicilia. Vogliamo ascoltarle. Sorella, viene consacrata a Dio, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi concedere? La tua fede ed ecco che è divenuta sana. Alla guarigione della madre, Lucia decise di consacrarsi totalmente a Dio. Si privò di qualsiasi lusso e ricchezza ereditate dalla sua ricca famiglia. Donò tutto ai più fiandosi d'ogni bene e da ricca divenne povera.
Lucia, promessa sposa, fu da lui denunciata come cristiana, processata dopo essersi rifiutata agli dei pagani, condannata prima alla deportazione, nessuno riuscì a costringerla alla prigionia. Successivamente fu condannata a morte per decapitazione. La sua vita sulla terra finisce il 13 dicembre 304 per la Chiesa e la fine imminente delle persecuzioni di Diocleziano. Queste terminarono nell'anno successivo, in seguito alla sua il suo culto universalmente diffuso e testimoniato dal secolo V come sponsa Christi, sposa di Cristo. E riflettato, Gesù è venuto a guarire le infermità dell'uomo, quelle spirituali e quelle materiali. Gesù è il medico celeste che rivigorisce la fede e rimargina le ferite del peccato. L'uomo credente pone la sua in Dio e da qui proviene la nostra fede. Non dobbiamo abbandonarci allo scoraggiamento. Era vero per il popolo di Israele. Dio non ci trascura, lo è per il nuovo popolo che ritrova in sé il Dio fatto uomo. Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Gesù con la sua mitezza e comprensione consola e conforta. Il suo Vangelo non è un peso che opprime, ma una grazia che solleva e infonde dal cuore tanto coraggio. Pensiamo ai santi, pensiamo ai martiri, pensiamo alle vergini che hanno sperimentato questa grazia, questa protezione, questa salvezza. Signore, che ha accolto l'offerta, accolga ora anche la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, perché la Chiesa sia segno tra gli uomini di amore per Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, perché le donne che sono oggetto di sfruttamento e di violenza trovino solidarietà e aiuto. Preghiamo. Ascoltaci,
o Signore. Perché le mamme siano forti e premurose nell'educare alla fede i propri figli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Annunzino con la loro vita la presenza del Regno in mezzo a noi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i nostri occhi sappiano riconoscere la presenza di Gesù, morto e risorto per noi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre, la nostra vita è concedi a noi sull'esempio di riporre in te tutta la nostra fede per Gesù Cristo nostro sì. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane della tua uomo. Lo presentiamo per noi cibo di vita eterna. Con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accorrici, o Signore. Chiamiamo la tua presenza. Lavaci, o Signore, noi nostra colpa. Purificaci da ogni nostro peccato. Che il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Lucia ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita, per Signore sia con voi, in nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Lucia, il tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza, forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine: Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui nel nome del Signore. Osanna
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, questo in memoria di me. La fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. La tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti, i quali hai conosciuto la fede. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i santi, che in ogni tempo graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo per vivere sempre di grande fede e di grande speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione del tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Numero 3.
Preghiamo. O Dio, che hai glorificato tra i santi la Beata e la Santa Lucia con la duplice corona della verginità e del martirio, per la potenza donaci di superare con forza ogni per raggiungere la gloria del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di Santa Lucia, vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. 182. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti avvolgerà con